Quinta puntata del nostro viaggio nel mercato immobiliare, i consigli. Finisce qui la parte più strettamente tecnica, perché lunedì ci occuperemo di un corollario di quanto riguarda il mercato immobiliare, ovvero il mercato dei mutui, i prestiti. E allora andiamo con Gio Nocchetti a vedere quali sono forse le dritte che potete seguire per fare un buon acquisto o una buona vendita. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. In settori delicati come quello immobiliare, il fai da te è sempre dannoso. A Napoli, purtroppo, mediare la vendita di un immobile viene ritenuta una di quelle attività che possono svolgere tutti o quasi, e primi fra tutti i portieri. Da chi tutela i consumatori, tuttavia, arrivano indicazioni precise. La prima cosa, rivolgersi a personale qualificato, dunque gente del settore. Far sì che ci sia una modulistica certificata. Terzo, fare in modo che ci siano trattative molto chiare tra le parti affinché si sappia quando viene a costare la mediazione. La valutazione? La valutazione deve essere assolutamente utilizzata, quella della borsa immobiliare, che ogni 6 mesi aggiorna il proprio listino. E chi li sopravvaluta gli immobili? Chi sopravvaluta molte volte, se non ci sono fondamenti reali, sono anche gonfiati perché si cerca di fare il business. Insieme dal primo momento un ruolo fondamentale nelle compravendite immobiliari lo svolge il notaio, parola che evoca subito onorari esosi, ma funzione che ci tutela da sorprese sgradevoli e onerose. La prima cosa dico: andate dal vostro notaio, presentate i documenti e iniziate tutta una serie di accertamenti insieme con il notaio per evitare brutte sorprese. È vero che si pensa immediatamente che poi questo possa comportare dei costi, ma il costo di un onorario notarile nell'ambito di tutta la filiera immobiliare è equo e non è assolutamente più alto di quelli che possono essere i soldi spesi per riparare ai danni che vengono da un inizio della vicenda immobiliare non corretto sotto la tutela del notaio. I consigli tuttavia servono a ben poco se la vendita di un immobile non comincia nella maniera giusta, e forse oltre al patentino per gli agenti immobiliari e l'abilitazione per i notai potrebbe essere utile formare anche i cittadini, proprietari ed acquirenti. Forse sì, dobbiamo fare dei corsi per i proprietari che debbono vendere, devono capire che il mercato è cambiato, i valori non sono più quelli del 2006 e del 2007 e l'approccio deve essere quello. E agli acquirenti che l'immobile sicuramente non può dargli un guadagno a breve, ma gli darà un guadagno nel giro di 10 anni. E lunedì parleremo dei cosiddetti mutui, anzi dei veri e propri mutui. Noi torniamo